Nicola, come avete lavorato insieme ad Antonia Truppo per realizzare il soggetto di Piano Piano? Perché anche dal punto di vista della costruzione, ad esempio, un'unica location, possiamo dire, un'unica ambientazione, è un po' più complesso da realizzare. Sì, ma lo spunto è proprio quello, nel senso che 10 anni fa circa, insomma, quando avevo conosciuto da poco Antonia, lei mi aveva raccontato, chiacchierando, che sai, noi siamo entrambi di Napoli, quindi di dove sei, di dove non sei. Ha detto, no, sai, io adesso abito lì, ma prima stavo a Capodichino, diciamo. Ha detto, poi che, no, sai, l'asse mediano, la costruzione, io abitavo in una palazzina lì, una sorta di masseria in realtà, un po' come nel film, no? Sì? Masseria, quindi proprio nella cerniera tra città e campagna, perché poi era così abbastanza Napoli fino agli anni Ottanta. E poi dopo, proprio perché costruivano questo asse mediano, alla fine ci hanno espropriati, hanno costruito l'ultimo pilone per lo sbocco cittadino. Io ho detto, cavolo, sembra l'inizio di un film perfetto, nel senso negli anni Ottanta, così. Quindi siamo proprio partiti da là. Poi chiaramente, in realtà questa cosa che tu giustamente d'accademia reputi più difficile, in realtà per noi è stata molto più facile perché avevamo un contenitore pronto dove mettere forte, secondo me, già Certo. con una dimensione di time block importante anche dentro, no? Quindi lo scudetto del Napoli, un ponte che avanza, il passaggio all'adolescenza, così, e quindi avevamo un contenitore già abbastanza solido, come look chiaramente, poi certo se dentro ci metti cavolate non funziona, e quindi ce l'abbiamo riempito di personaggi, aneddoti, so, colori, temperature, contrasti e diciamo poi negli anni abbiamo limato un po' la storia. Però già dal soggetto, guarda, era molto... La sceneggiatura è cambiata tanto, però il soggetto invece, se vai a rileggere il soggetto di 3 pagine, quello che era il primissimo soggetto, praticamente è così come nel film ora, insomma. Ecco, Piano Piano è il tuo primo lungometraggio di finzione, arrivando dalla regia televisiva e dai documentari. Hai affrontato in modo diverso questa regia? Sì, tanto, devo dire tra l'altro io proprio durante la preparazione stavo facendo una docuserie per una grande multinazionale che opera in Italia, di cui non so se posso fare il nome, che uscirà tra l'altro proprio a cavallo estate-autunno. E quindi non solo ero molto impegnato in una fase, come dire, che era la produzione di questa docuserie, ma è stato anche, come dire, da una parte si sono un po' alimentate a vicenda le due cose, no? Le due esperienze. Ti Sì. parlo dell'ultima, ma che fa un po', come dire, fa un po' storia per tutto il mio percorso fin lì, no? Non solo si sono alimentate a vicenda, ma si sono chiaramente anche un po' ostacolate. Per fortuna noi avevamo girato poco prima un cortometraggio, anche con Antonia, tra l'altro anche con Lello Arena, che ci sono pure sul film, insomma, nel Sì. film. E, e avevamo girato un lungometraggio che noi l'abbiamo chiamato di warm up, per quanto la storia fosse completamente diversa, l'ambientazione completamente diversa, eccetera, eccetera, abbiamo cominciato lì a fare un po' appunto di riscaldamento e di sparring. Perché poi se ci pensi rispetto alla mia carriera, alla mia breve carriera, quello che è diverso forse tra quello che ho fatto e quello che poi ho fatto nel film è proprio la gestione degli attori per così tanto tempo, no? Perché poi magari dei corti li avevo fatti, delle esperienze le avevo fatte, anche in televisione mi era capitato di lavorare comunque con attori, diciamo, seppur non proprio in forma di feature film, no? Così, però la gestione di tanti attori per tanto tempo in effetti è stata la vera novità. Sul resto ti devo dire mi sono sentito molto a mio agio perché sono molto a mio agio con il set, nel senso che io proprio per scelta frequento il set da quando ho 19 anni, non ho fatto l'università apposta, avevo fatto diciamo i primi esami per il centro sperimentale e poi dopo non sono manco andato avanti, cioè nel senso proprio non set. Ecco, quindi ti devo dire, quella parte lì non mi sentivo molto a mio agio, avevo le idee molto chiare anche. Con gli attori chiaramente ho fatto una bella esperienza durante lo shooting, per fortuna poi sono tutti, secondo me, bravissimi, oltre che disponibilissimi.
Ecco, questa è una domanda che ho fatto anche ad Antonia. Nel film ovviamente siamo nella periferia di Napoli, però la presenza della città, della sua cultura, delle contraddizioni si sente comunque. Contraddizioni che sono state portate spesso anche sul grande schermo. Tu che rapporto hai con la città e con il cinema che l'ha raccontata? Allora, parto dalla domanda più facile. Con la città mi sento, come dire, mi sento un po' in colpa e ti dico perché. Proprio per questa cosa di 19 anni sono andato via da Napoli praticamente subito. Sono stato prima a Milano e poi a Roma, ma era proprio una cosa che, come dire, a Napoli a quei tempi non c'era un mercato per junior, o meglio, magari c'era, ma era veramente probabilmente inaccessibile per me, per cui ho una sorta di, come dire, senso di colpa, come se l'avessi abbandonata prima del tempo, no? Anche perché poi alla fine, se ci pensi, sono andato via a 19 anni, ne ho più di 40, quindi praticamente più di mezza vita l'ho fatta fuori Napoli, no? Sì. Certo è che non ho mai perso i rapporti, certo è che insomma ho casa lì, certo è che non solo sono di Napoli, ma sono del centro storico, quindi proprio, diciamo, conosco bene una certa Napoli, no? Quella proprio degli aneddoti, quella proprio del colore, diciamo così, no? Quella più nota, se vuoi, quella più da cartolina, così. Però no, io ho un rapporto, poi, diciamo, a parte questo lieve senso di colpa, bellissimo, cioè mi sembra di aver finito il liceo ieri, no? Il liceo dove poi ci sono, tutto sommato, in sviluppo tanti semini che poi ho ritrovato nel film, no? Per quanto non sia completamente autobiografico, chiaramente si alimenta di molte cose viste, no? Di Certo. vissute. Questo spero di aver risposto alla domanda, forse mi sono un po' confuso. Che rapporto ho col cinema di Napoli? Non ti nego che appunto fare secondo me un film a Napoli è difficile perché è cinematograficamente molto raccontata, molto sfruttata, in una dimensione che non è quella romana, che è un'altra città molto raccontata e molto sfruttata, no? Però a Roma sembra che tu racconti sempre un po' l'Italia, non so come dire. Invece Napoli sarà per una questione di identità culturale, di particolarità, è un po' Napoli, no? Quindi è Sì. chiaro che tu adesso sia in Napoli, ma non puoi, cioè per dirti, nel nostro film c'è inquadrato una volta timidamente il Vesuvio con, con lo skyline, diciamo, di Napoli, ma proprio veramente per farti capire, guarda, questa storia è qui, e in un'altra inquadratura proprio si intravede un pezzettino minuscolo di Vesuvio, però voglio dire, poi non si vede mai perché abbiamo fatto proprio la scelta di dire ok, la sentiamo, la odoriamo, la annusiamo, la ascoltiamo, no? Ma non la vediamo, no? Tutto sommato c'è raccontata dalle facce più che dai luoghi. E quindi abbiamo fatto un po' questa scelta perché, ti ripeto, devo dire, soprattutto diciamo, se penso agli ultimi film, diciamo agli ultimi 5 film che ho di memoria molto fresca, devo dire, ambientati a Napoli, devo dire che i miei colleghi, vabbè, dal più famoso, diciamo, dal maestro, che neanche nominiamo, fino diciamo, l'ultimo arrivato, insomma, l'ultimo dipendente, sono, secondo me, sempre raccontate in un modo molto, molto elegante, non so come dire, sempre per sottrazione piuttosto che per addizione. Credo, questo è un po', e questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto anche noi, perché è difficile, perché rischi di cadere subito, ecco, di inciampare subito, no, nel mandolino, come dire. E per carità, che nessuno rinnega, però Certo. un po' quella roba lì. Ti dico anche un'altra cosa, l'ambizione chiaramente di questo film è anche di essere un po' più internazionale, e ti dico che in questo, proprio come look in generale, no? E in questo spero e credo che Locarno un po' ci abbia premiati, e devo dire anche i feedback che stiamo avendo, insomma, con un po' con l'estero, i primissimi feedback un pochino ci stanno confermando questa cosa. Tutto sommato, ti dico anche, chi se ne frega di vedere una certa Napoli, no? Diciamo, nel resto d'Europa, non so come dire, cioè, appunto l'importante è sentire una temperatura, no? Non vedere Sì. una città. E secondo me la temperatura di quella città in quel micromondo che abbiamo ricostruito, per quanto favolistico, secondo me c'è, si sente. Assolutamente. Senti, come accennavi, appunto, il film sarà presentato in anteprima al Festival di Locarno, che tra l'altro deve essere una grande emozione. Ecco, cosa deve aspettarsi il pubblico da questo film?
Tutti in piedi sul divano, nel senso devono aspettarsi che vedranno un film, secondo me molto bello, però vabbè, ovviamente sono di parte. Credo, scherzi a parte, credo che sia un film che anche in grado di intrattenere, nel senso noi non abbiamo, ti devo dire, proprio perché ce lo siamo fatto con calma, ce lo siamo fatto in modo sartoriale, ce lo siamo fatto con i partner giusti, eccetera, non abbiamo, come dire, avuto restrizioni di nessun tipo. Quindi io dico, questo è il film che io volevo fare. Certo, è un film che abbiamo cominciato a scrivere 7 anni fa, quindi chiaramente nel tempo si è un po', no? Cioè, se fosse uscito 6 anni fa sarebbe stato secondo me molto più avanti di come ora, sicuramente. Però vabbè, il cinema art house è un po' così, va bene, inutile lamentarsi, anzi tutt'altro. Per cui ti dico, si devono aspettare un film che spero li possa intrattenere, divertire, emozionare, forse dico delle banalità, però io penso che anche il cinema d'autore, se vogliamo dare per scontato che Locarno sia un grande selezionatore di autori, diciamo almeno per me lo è, per quella che è la sua storia fino ad oggi, spero non facciano eccezione con me, secondo me è una componente che deve esserci, cioè è un film che in qualche modo, cioè tutti i film, ma questo in qualche modo ti deve rimanere dentro perché ti deve toccare delle corde. Io spero che sarà così. Poi Piazza Grande, quindi voglio dire, è anche una proiezione proprio già destinata più al pubblico, no? Certo. Se vuoi, e meno alla, forse critica, diciamo. E io spero che tutti gradiscano la proiezione, tutti si possano lasciare andare in questa immersione, no? In questo micromondo.